Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Inizieranno lunedì alle 15 le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella. Un passaggio chiave per la politica e anche per il governatore Massimiliano Fedriga, che conferma la volontà di candidarsi per un secondo mandato nel 2023. La poltrona di presidente della regione alla fine piace a Massimiliano Fedriga, diventato governatore quasi per caso, non tanto per i voti conquistati, il numero più alto nella storia dell'elezione diretta del presidente, quanto per la candidatura arrivata grazie a una forzatura di Ferruccio Saro, oggi non più alleato, ma all'epoca decisivo con i famosi trattori al comizio di Salvini. Oggi Fedriga ha messo nero su bianco con il Corriere la volontà di correre per un secondo mandato anno 2023. Lo aveva già detto a Telefriuli alla conferenza di fine anno, ma verba volant, scripta manet. Ovviamente, sempre che le urne lo premino nuovamente, ma anche su questo, sondaggi alla mano e dando per scontato che un anno in politica è un'era geologica, sembra un percorso non troppo complesso visto il vuoto a sinistra dove nessuno ha il coraggio di fare un passo. Il vero nodo però sul futuro politico italiano sarebbe assurdo limitare il tutto al Friuli Venezia Giulia e l'elezione del Presidente della Repubblica, dove il nome di Silvio Berlusconi è quello forte di una parte del centrodestra, ma sul quale sembra molto difficile trovare una convergenza di tutti. Mario Draghi è la possibilità più concreta, ma a molti il governo delle larghissime intese tutto sommato non dispiace e alla fine alle urne manca ancora un anno e quindi la scelta di chi far salire al colle, le cui votazioni inizieranno lunedì alle 15, sarà decisiva per il futuro di molti, anche dello stesso Fedriga, volto moderato e quasi di centro di una Lega che punta a riempire possibili vuoti di alleati che potrebbero non esserci più in un futuro neanche troppo lontano. Lunedì, alla prima chiama, le prime risposte. Ancora minacce al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, già da settimane sotto scorta per gli attacchi dei Novax. Questa volta le scritte sono apparse nella notte ariana del Royale sul muro esterno del cimitero della frazione di Vergnacco, prontamente cancellate nella prima mattinata. Solo 2 giorni fa altre scritte erano state vergate a Maiano, all'esterno di un supermercato chiuso. Il ripetersi di atti spregevoli e intimidatori sta caratterizzando quello che è diventato un periodo di intolleranza e vigliaccheria, hanno commentato i consiglieri regionali Mauro Di Bert, Edi Morandini, Giuseppe Sibau di Progetto FVG. Un clima di odio e di tensione che ha coinvolto la comunità di Reana del Royale, prosegue Morandini, che di Reana è stato anche vice sindaco e consigliere comunale. I cittadini sono contrari a questo clima di violenza diffuso da questo genere di azioni. E il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, con delega alla salute, a seguito di un tampone eseguito nella mattinata di oggi, risultato positivo al Covid, lo ha comunicato lo stesso assessore, il quale ha aggiunto di essere asintomatico e di aver completato il ciclo vaccinale fino alla 3ª dose. La cronaca non era cascame di tabacco ma tabacco da fumo, così oltre 30 tonnellate di prodotto sono state sequestrate nel porto di Trieste e 2 persone sono state denunciate per tentato contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri. 30 tonnellate di tabacchi lavorati esteri provenienti dal Malawi e destinati all'Italia sono state intercettate in totale evasione dell'accisa dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza nel porto di Trieste. L'ingente partita di tabacco sfuso era stata temporaneamente introdotta in un magazzino nel punto Franco Giuliano. Nella documentazione la merce era classificata come cascame di tabacco, quindi non gravato da accisa. Una successiva analisi organolettica e della cosiddetta fumabilità del prodotto hanno confermato la reale classificazione in tabacco da fumo, utilizzabile anche per la produzione di sigarette del tipo cheap white, quindi sottoposto a imposizione fiscale. È scattato il sequestro penale. Se messo sul mercato il prodotto avrebbe causato un danno erariale superiore ai 5 milioni di euro. 2 persone residenti in Turchia sono state denunciate alla procura per tentato contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri. Frode milionaria a Napoli legata al super bonus 110%, attività anche in Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro da 110 milioni di euro di crediti d'imposta ottenuti con l'agevolazione prevista dal decreto rilancio. Un consorzio avrebbe beneficiato di oltre 109 milioni di euro di crediti d'imposta accumulati da dicembre 2020, poi ceduti a intermediari finanziari ottenendo
ammontano a oltre 83 milioni di euro. Le attività di polizia giudiziaria eseguite nei confronti del consorzio e dei relativi membri del Consiglio di amministrazione, dei cessionari finali dei crediti, degli intermediari e dei professionisti che avrebbero rilasciato le certificazioni o il visto di conformità hanno interessato diverse regioni italiane, tra le quali il Friuli Venezia Giulia. A Udine sarà creato un fondo per aiutare economicamente le famiglie messe in difficoltà dal caro bollette, escluse dagli aiuti statali previsti dal governo Draghi. Il caro bollette incombe sulla vita di centinaia e centinaia di famiglie udinesi già provate o in difficoltà a causa dell'aumento dei prezzi che dal pane alla benzina sta pian piano stravolgendo il costo di prodotti e servizi anche di prima necessità. Proprio per venire incontro ai nuclei familiari esclusi dagli aiuti messi in campo dal governo Draghi, il comune di Udine ha deciso di creare al più presto un fondo di risorse da destinare al bacino di cittadini che si collano al di sopra della soglia di povertà. Durante l'ultimo consiglio comunale, infatti, l'Aula ha votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal capogruppo di Progetto Innovare Federico Pirone, volto ad evitare che questi nuclei scivolino nelle difficoltà e nell'indigenza. Il meccanismo per accedere al plafond comunale sarà messo a punto dall'amministrazione insieme al servizio sociale professionale dell'ambito, con il coinvolgimento delle realtà associative impegnate nel contrasto alla povertà come Caritas, Croce Rossa, Società di San Vincenzo de Paoli, Consiglio Centrale di Udine e altre. Il caro bollette e i rincari previsti nel primo trimestre 2022, sottolinea Pirone, sono solo le ultime emergenze in un quadro economico-sociale già indebolito dalla pandemia e dal precariato. Al fondo, precisa il consigliere, dovranno poter accedere urgentemente tutti quei nuclei familiari residenti che necessitano di un aiuto economico. Culle sempre più vuote in Friuli Venezia Giulia, ma aumentano i parti in casa con tutta una serie di rischi che ne consegue per mamma e neonato. Cala il numero delle nascite in Friuli Venezia Giulia, aumentano i parti a domicilio, con tutta una serie di rischi che ne consegue. A Pordenone è ancora vivo il dramma, avvenuto a fine agosto del 2021, di una donna americana che aveva scelto di partorire a casa in acqua, seguita da 2 ostetriche. Qualcosa era andato storto, subito dopo la nascita il cuore della bimba aveva smesso di battere. Vani erano stati tentativi di rianimarla, probabilmente in un contesto diverso le cose sarebbero andate diversamente. Partorire a casa rappresenta un rischio perché nella gran parte dei casi i parti vanno bene, però la legge dei grandi numeri dice che su 1000 parti 10 hanno bisogno di un qualche tipo di rianimazione, una rianimazione che può essere anche intensiva. I consigli di Dall'Amico sono puntuali. Spingere perché i nostri punti nascita garantiscano la miglior fisiologicità possibile al parto, il che vuol dire ambienti idonei, la presenza costante del papà o chi per lui, ma che nel momento del bisogno ci sia quel che serve per garantire la sicurezza sia alla mamma che al neonato. Ladri in azione, un'azienda agricola di Cervignano del Friuli che si occupa di ortofrutta senza utilizzo di sostanze chimiche. Si è reso conto del passaggio dei malviventi nell'SR uno degli addetti a essere sottratte decine e decine di piante di cavolfiore biologiche. Il furto potrebbe essere stato ammesso a segno più volte dall'inizio della settimana. Le indagini sono in corso. Ancora ladri nelle chiese del Friuli, questa volta a finire nel mirino dei malviventi sono state la Canonica e la chiesa di San Lorenzo Martire a Torreano. È stata la sacrestana ad accorgersi della porta d'ingresso della Canonica forzata. Da lì i malviventi sono entrati in chiesa, hanno rubato il denaro che i fedeli avevano depositato nella cassetta delle offerte, soldi destinati ai poveri e alle opere pie della chiesa. La seconda volta in pochi mesi che l'edificio religioso viene preso di mira dai ladri, sono stati sottratti meno di 30 euro. Il danno più importante è quello arrecato alla porta, indagano i carabinieri di Torreano. Scuole in difficoltà a causa della mancanza di insegnanti. Ad Azzano Decimo da domani al 28 gennaio scatta l'orario ridotto per i plessi di infanzia e primarie dell'istituto comprensivo. Disagi in vista per le famiglie, ma il sindaco Putto spiega che non c'erano alternative. Sempre più insegnanti malati o in quarantena, supplenti introvabili e così le scuole sono costrette a tagliare gli orari delle lezioni. Accade all'Istituto Comprensivo di Azzano Decimo che ha deliberato, dopo un confronto con comune e famiglie, di accorciare le lezioni almeno dal 20 al 28 gennaio.
Una situazione che mette in difficoltà le famiglie, ma che, come spiega il sindaco Marco Putto, è diventata inevitabile. E visto che è impossibile per l'appunto sostituire i docenti assenti dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria, in quanto le graduatorie di supplenza appunto risultano esaurite e le messe a disposizione con titolo compatibile all'insegnamento sono irreperibili, si è deliberato per l'appunto di modificare l'orario scolastico. E quindi, in sintesi, la scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II, nel caso in cui si verificherà l'assenza di almeno una delle 2 docenti assegnate per le singole classi, comporterà repentinamente il fatto che le lezioni dei bambini, tout court, dall'oggi al domani potrebbero finire alle 13:30, con servizio mensa, che viene comunque in questo caso garantito, ma non sarà previsto il servizio trasporti perché non sarà possibile improvvisarlo dall'oggi al domani. Per quanto riguarda tutte le altre scuole primarie, è previsto che la scuola finisca alle 12:20 senza mensa. È previsto in questo caso il servizio trasporti. E così, nel pomeriggio, gli alunni si ritroveranno davanti al computer. Le attività didattiche pomeridiane non svolte in presenza per le scuole primarie saranno tradotte in attività di didattica a distanza. Prossima all'apertura la nuova casa di riposo di Rigolato, l'immobile sarà in grado di accogliere una trentina di ospiti, nasce come struttura innovativa, come casa famiglia. 10 anni che l'amministrazione comunale ha avviato tutto un percorso per aprire questa casa di riposo, che poi non è una casa di riposo vera e propria, ma è una struttura sperimentale, dando dei suggerimenti innovativi rispetto alla classica casa di riposo. Ospiterà circa una trentina di persone, è una casa di riposo in cui praticamente uno deve riconoscersi come a casa sua, tant'è che si chiama Chiaso a Rigolat, Casa a Rigolato. L'iter è stato completamente concluso con la Regione, nel senso che abbiamo tutte le autorizzazioni, abbiamo tutti i partner, anche privati, che gestiranno la casa di riposo, e quindi aspettiamo entro 1 mese o 2, indicativamente, insomma la prossima primavera, di aprirla definitivamente. È un fiore all'occhiello, è una struttura che è stata recuperata, è l'ex scuola di avviamento, poi scuola media del comune sita in piazza, e questo può rappresentare, dovrebbe rappresentare per questa comunità un elemento di caratterizzazione. Chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con Augura Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.